accompagnamento per tempo della Chiusa. O Dio vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdonami le mie colpe, preservami dal fuoco dell'inferno, con il cielo e anche, specialmente le missioni della tua misericordia. Nel primo mistero di Galileo contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Maria, piena di grazia.
tutti, state bene. Ciao, ciao, anche a te. E oggi per molti è il Ferragosto, è la tradizione, ma la devozione a Maria Assunta in cielo fin dall'inizio ha superato le ferie dell'imperatore Augusto, il Ferragosto, e per i cristiani il Ferragosto è Maria Assunta, da sempre, dal primo secolo d.C. E allora per noi cosa dice? In queste messe, nella quindicina, nelle messe di oggi, abbiamo ripetuto che lì in Maria Assunta in cielo non è un privilegio solo suo. Lei
lei è lì come rappresentante dell'umanità, lei è una donna del popolo, scelta da Dio perché il Signore Gesù doveva incarnarsi, la potenza dell'amore di Dio, per cui la sua gloria che noi oggi contempliamo, la gloria in cielo di Maria, appartiene come destino all'uomo, appartiene a tutta l'umanità. Il Signore è venuto per questo, per recuperarci a una dignità superiore. Ecco perché dico grazie Maria che si prodiga, perché anche noi possiamo raggiungere quella meta. Ecco che Maria ci ha dimostrato che è l'uomo, è il cristiano capace della dignità, della gloria di Dio, della potenza di Dio. Il Signore è alle porte e bussa. Se noi apriamo a Lui, come ha fatto Maria, che dice fiat, avvenga di me secondo la tua parola, se viviamo di fede, il Signore dice nell'Apocalisse, io entrerò e mi metterò a servirti. Immaginate Dio che dice dell'uomo, mi metterò a servirti, mi siederò a mensa con te. È un simbolo per dire che noi già fin da adesso siamo concittadini dei santi, siamo familiari di Dio, questo ce lo indica Maria, per cui il cielo, la gloria di Dio non è in un altro mondo, è molto vicino a noi. Abbiamo una madre che è alla porta, che ci attende, non solo, ma ci protegge e ci guida nella lotta che dobbiamo sostenere contro il drago dell'egoismo, dell'odio, che noi purtroppo ci caschiamo in questo mondo. E allora vogliamo veramente invocare Maria, che ci protegga dall'alto, lei che è gloria in cielo, qui come dice Dante, chiuso tra i mortali, è veramente consolazione e speranza nostra. E vogliamo allora dire, dopo questa amena passeggiata estiva di Ferragosto, che abbiamo fatto in compagnia di Maria un pensiero di figli. Recitiamo insieme, che è bella tra l'altro, la Salve Regina. Salve Regina, vita, dolcezza, speranza nostra salva. A te ricorriamo, esuli figlieri, a te sospiriamo, clemente e piangenti, questa valle di lacrime. Orso lungo, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. A tuo vederlo lì, il cielo patria mia, a tuo vedere Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrà a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrà a vederla un dì. Viva Maria e buone vacanze a tutti.
cosa ci puoi dire per questa serata, Mario, questa festa? Che dire, si è ripresa anche la festa della Madonna Assunta in una bella serata d'estate. Viva Pronto, via, alza! Piano! Ogni cosa di buono.
Va bene, va bene, va bene. No, ancora non mi conosco. Ora vedete. Quando sei grande a vedere no, al momento non è. Tanto quello che non mi è Giacomo. No, lascialo. Gerata,